Sogno tricolore sempre più vicino per l'Acragas di Vincenzo Feola, che travolge in casa propria quella che fino a ieri sera era la squadra degli imbattibili, la Maceratese, l'unica squadra dalla Serie A alla quarta serie che non aveva conosciuto sconfitte nell'arco della stagione. La squadra del tecnico napoletano, pur senza mezza difesa per via delle defezioni di Vintigni, Marauccio e Terminiello, si è presentata all'Elvia con De Rossi al centro della difesa in coppia con Chiavaro e Catania nel ruolo di terzino sinistro. In mezzo al campo Trofo e Baiocco hanno costituito la diga dinanzi alla difesa. Dal primo minuto dentro Meloni dopo un mese di assenza per via di alcuni guai muscolari. Inoltre, dopo 30 minuti, i biancazzurri hanno perso l'uomo più in forma del momento, Beppe Savanarola, colpito duro al volto da un avversario costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del nosocomio marchigiano, dove gli sono stati applicati 20 punti di sutura al labbro. Pronti via e Acragas in vantaggio al primo vero affondo con De Rossi che sorprende la difesa di Maggi. La Maceratese accusa il colpo ma al contempo cerca di reagire, ma la veemenza dei locali viene immediatamente bloccata dall'attenta retroguardia biancazzurra rafforzata da un Baiocco in serata di grazia. La Maceratese la mette sul piano fisico, i falli sono tanti, alcuni anche cattivi, l'arbitro è costretto a tirare fuori il cartellino giallo spesso. Con un sussulto d'orgoglio la Maceratese al 39esimo perviene al pareggio con Romano che approfitta di una delle rare disattenzioni della difesa cracantina. Ma l'Acragas è vivo e al primo dei 4 minuti di recupero si riporta in vantaggio con un'autorete di Croce su tocco di Catania e Mischia. Il primo tempo è tutto qui. Nella ripresa, ancora in avvio, l'Acragas piazza il colpo del KO con il bomber Beppe Meloni, che è lesto ad approfittare di una dormita generale dei difensori marchigiani. Per l'attaccante sardo si tratta del 22esimo centro stagionale. Gara in ghiaccio quindi con i marchigiani che attaccano a testa bassa, vanno anche a segno 2 volte a dire il vero, ma in entrambi i casi il fuorigioco è giusto. Una tattica, quella dell'offside, che ha innervosito e non poco la Maceratese e il suo pubblico. Domani alle 18 nello stesso stadio i biancazzurri si giocano lo scudetto della Serie D che consentirà la prossima stagione di giocare in Lega Pro con lo scudetto sulla maglia. Avversario uno delle nobili decadute del calcio italiano, quel Siena che fino a 2 stagioni fa militava nella massima serie. Il Siena di Morgia è un'ottima squadra, ma questo Acragas non sembra avere rivali. I senesi hanno vinto la loro semifinale contro il Castiglione 2-1 con reti tutte nel finale, negli ultimi 13 minuti, prima con Crocetti e poi con Russo. Vabbè, si è chiusa la partita, prima sconfitta della Maceratese.